1° novembre 2010, 29 ottobre 2018 sono date che i vicentini difficilmente dimenticheranno. 8 anni fa, giorno dei Santi, il Bacchiglione rompe e allaga Caldogno, invade Vicenza. Allagato il 20% della città e i danni superano i 6 milioni di euro. 29 ottobre 2018, una tempesta investe l'altopiano di Asiago lasciando a terra 300.000 alberi, un disastro. Due fotografie che ben raccontano cosa significhi dissesto idrogeologico. Se il Veneto e il Vicentino hanno saputo rialzarsi, la strada da fare è ancora tanta. Per questo la notizia che il governo ha pronto un piano da 9 miliardi di euro contro il dissesto idrogeologico è una buona notizia. Per la regione parla il presidente Luca Zaia che spiega: queste risorse sono come l'ossigeno, siamo pronti con le ruspe e con opere subito cantierabili. Siamo pronti perché siamo il Veneto della grande alluvione del 2010 e dei 28.000 ettari di boschi abbattuti dal tornado tra fine ottobre e primi di novembre 2018. Siamo pronti perché sappiamo cosa fare e come farlo e abbiamo un grande piano complessivo di interventi redatto da un luminare come il professor Dal Paos. Questi fondi andranno indirizzati su progetti pronti a partire ad amministrazioni che li possano spendere realmente. Il Veneto è in questa condizione, ribadisce il presidente Zaia.